proposto proprio lunedì scorso in giunta a Mogliano Veneto una sorveglianza notturna dalle 10 alle 6 di mattina con un'autovettura di vigilanza privata che ha un costo anche abbastanza contenuto e che proporrò in un forum con le stakeholder del territorio del comune di Mogliano Veneto per cercare di contenere e dare una mano per la sicurezza sia di industriali e anche di commercianti. Vigilanza privata pagata dal comune con il concorso delle aziende per potenziare il controllo del territorio, non solo dunque guardie che monitorino il patrimonio pubblico, scuole ed edifici comunali, ma anche quello privato per contrastare innanzitutto i furti. Il progetto, già messo nero su bianco dall'assessore alla sicurezza Leonardo Muraro, sottintende di fatto che con i mezzi di cui dispone attualmente il pubblico non ce la fa e bisogna ricorrere a risorse private. Purtroppo è anche sì un arrendersi, ma io sto proponendo questo progetto nell'attività notturna. Noi la facciamo già una sera, 2 sere alla settimana, l'attività notturna fino all'1 alle 2 di notte. Il grosso problema che abbiamo è che poi abbiamo il governo, lo Stato, che ci limita per quanto riguarda le ore notturne e soprattutto la composizione di questa attività. Hanno dei costi che il comune ovviamente in questo momento non è in grado di sostenere. Sulla sicurezza Mogliano sta investendo, ricorda Muraro, anche negli ambiti tradizionali, tanto da dover tagliare altre voci di spesa per far confluire fondi a questo capitolo. Estensione della rete di videosorveglianza, che serve più alle indagini successive ai furti che a prevenirli, potenziamento dell'organico della polizia locale con 2 nuovi agenti, ampliamento dello stabile che ospita la caserma dei carabinieri. Ma la copertura delle ore serali notturni è essenziale e qui entra in campo il privato con un'azione di monitoraggio complementare ai consueti controlli. Questo è sicuramente un tentativo di dare un nostro contributo sperando che sia ben accetto sia da industriali, da artigiani, da agricoltori e tutti coloro che fanno attività nel nostro territorio, ma soprattutto anche i cittadini, perché il secondo passo sarebbe quello di aprire questo progetto anche alle singole abitazioni.